Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Giorgio Pomponi che vi parla dal BPA Palace di Pesaro. 32esima giornata del campionato di basket di Serie A1. Si affrontano la Scavolini Pesaro di Marco Crespi e la Sedima Roseto di Neven Spacchia. Questi quintetti che si affronteranno agli ordini degli arbitri Cerebuc di Trieste, Pozzana di Udine e Tullio Di Fermo. La Scavolini schiera Scunipen, Charles Smith, Marco Milic, Thomas Ress e Robert Archibald sotto canestro. Risponde Roseto con Woodward, Nika Batze, Mutombo, Sisai e Arik Babu. Subito una tegola prima della partita. Non c'è Abdullah Rauf in panchina, ma solo per onore di firma. Purtroppo il giocatore ha provato prima della gara, ma i tendini gli fanno male e ha preferito, insieme allo staff medico, sanitario e tecnico, di disputare le ultime due partite che vedranno la Sedima impegnata mercoledì in quel di Esi e quindi sabato 30 aprile a chiudere contro l'Eir di Avellino. Primo possesso della partita per la Scavolini in maglia bianca, possesso affidato a Scunipen. Vediamo la marcatura della Sedima, mi sembra già zona la Sedima, quindi subito zona da parte della Sedima. 3-2 di Spacchia, match up, passaggio dentro per Archibald, palla rubata da Arik Babu che serve Nika Batze, subito zona Roseto. Dunque Nika Batze anche lui in campo con qualche problema alla schiena, ma ce l'ha fatta. Invece è schierata a uomo la Scavolini che non ha problemi di formazione. Woodward cerca di battere Milic all'1 contro 1, Milic finisce a terra, non c'è fallo secondo gli arbitri. Nika Batze, l'arresto a fil di sirena, l'errore, rimbalzo offensivo e canestro di Patrick Mutombo. 2-0 Sedima, primi punti per Patrick Mutombo da rimbalzo offensivo. 9 minuti e 3 secondi, ancora una palla rubata da Sisai per Nika Batze che va a schiacciare. 4-0 Sedima. Buon inizio della formazione di Spacchia. Presente qui al BPA Palace anche Slobodan Subotic, grande amico di Neven Spacchia, allenatore della Sicchiesi. Questa sera nella duplice veste di amico di Spacchia ma anche di osservatore, perché Iesi affronterà Roseto. Charlie Smith colpisce intanto dall'arco dei 6,25, prima tripla della partita del Ragno. Charles Smith, primi 3 punti per lui, primi punti per Pesaro, 3 Scavolini, 4 Sedima. Woodward prova ad attaccare la difesa biancorossa, serve Nika Batze, chiede palla a Arik Babu, non riceve. Nika Batze prova ad andare fino in fondo, il fallo è di Charles Smith, fa bene Nika Batze a cercare di attaccare nell'1 contro 1 Smith, che non è grandissimo difensore e che potrebbe caricarsi di falli, e tutti sanno quanto sia importante Charles Smith per l'economia offensiva della formazione di Marco Crespi. Rimessa in zona di attacco per la Sedima, affidata a Nika Batze, rimessa lunga per Duane Woodward, sul quale difende Scunipen, sfrutta il blocco di Arik Babu. Woodward serve Sisai, Sisai prova l'1 contro 1, sbaglia, rimbalzo ancora Sisai, riesce a conquistare il pallone, poi pessa la linea di fondo, rimessa affidata alla Scavolini. Si resta sul 4-3 Sedima, 8 minuti 11 secondi al termine del primo quarto. Si incarica della rimessa Thomas Ress, promosso ormai da tempo nello starting 5. Scunipen, sempre zona, la Sedima che ha di fatto 7 giocatori nelle rotazioni. Smith va al tiro ancora da 3, ancora uscendo dal blocco. 2 su 2 da 3 punti di Charlie Smith. 6 punti per lui, 6 punti per la Scavolini contro i 4 della Sedima, contro break di 6-0, tutto firmato da Ragno. Charles Smith, Woodward, Sisai prova a sparare da 3, Sisai mette la tripla del nuovo sorpasso, 6-7, tripla per Ansu Sisai. C'è molta NBA in campo, purtroppo il personaggio più atteso è in panchina e ci rimarrà per tutta la gara, vale a dire Abdullah Rauf, ma Scunipen, Charles Smith, Enno Mottola, Marco Milic, Lavor Postel, giocatori della Scavolini, hanno giocato nella NBA. Ansu Sisai, Abdul Rauf hanno giocato nella NBA, giocano nella Sedima. C'è fallo della difesa della Sedima ora, dovrebbe essere di Arik Babu, no, fallo di Mutombo. Primo fallo per Patrick Mutombo. Rimessa in zona di attacco per la Scavolini, 7-17 più 1 Sedima, ancora fallo e ancora di Mutombo. 2 falli consecutivi di Mutombo. Sugli spalti presenti anche molti tifosi rosetani.
si addormenta sulla difesa, sulla rimessa della difesa rosetana. Archibald va a firmare il nuovo sorpasso Scavolini. 8-7, primi 2 punti per Robert Archibald. 7 minuti 4 secondi. Nica Bazze cerca l'assist schiacciato per Arik Babu, c'è l'infrazione di piede della difesa della Scavolini. Ci sono ancora 24 secondi a disposizione per la Sedima per costruire questa azione offensiva. 7 minuti 2 secondi al termine del primo quarto. Nica Bazze per Arik Babu, arriva a prendersi il pallone Woodward, sfrutta il blocco di Sisay. Woodward vuole l'1 contro 1 con Penn, che però difende bene, arresta il palleggio, serve Arik Babu. Arik Babu prova ad attaccare Archibald, scarica fuori ancora per Woodward, finta il tiro, lascia sul posto Penn, arresto, tiro da 2, corto e tap-in di Misan. Nica Bazze, 8-9 per Nica Bazze, quarto punto personale. E fin qui buona reattività di Roseto a rimbalzo offensivo. Milic, 6 minuti e mezzo al termine di questo quarto, c'è il fallo di Woodward su Marco Milic, è un mismatch non di centimetri, o meglio è anche di centimetri, ma soprattutto di chili, quello che oppone Marco Milic a Duane Woodward. Marco Milic 112-115 kg circa, Woodward non più di 80-82 kg, oltre 30 kg che fanno la differenza. Charles Smith, Scooney Penn, ancora Charles Smith, cambi sistematici, molto match-up da parte di Roseto. Smith questa volta sbaglia, il rimbalzo offensivo ancora di Archibald che va ancora a schiacciare. 10-9, entrambe le squadre soffrono al rimbalzo difensivo. Quarto punto per Archibald, 10-9 Scavolini. Sesai, su Sesai c'è Res, teoricamente Sesai potrebbe mettere la palla a terra ed attaccare Res tutte le volte che vuole. Mutombo, arresto, tiro, canestro di Patrick Mutombo. Quarto punto per Mutombo, il nuovo sorpasso Sedima. 10-11, grande avvio di partita per Patrick Mutombo. Ricordiamo, Roseto deve fare a meno di Abdul Rauf, da questa partita anche di Christophe Beghen, che è tornato in Belgio allo Charleroi dopo la partita con Biella. Sempre zona match-up schierata da Spachia. Smith, servizio per Archibald, assegno Archibald, terzo canestro consecutivo per Robert Archibald, 6 per lui, era assente all'andata Archibald per un infortunio alla schiena. Da 2 un cross, quello di Arik Babu. Palla recuperata dalla Scavolini con Scooney Penn che prova ad attaccare in velocità la difesa della Sedima, poi Smith dall'angolo, terza tripla su 4 tentativi. 15-11, 9 punti per Charles Smith, 3 su 4 da 3 per l'ex giocatore di Udine in Italia. Sesai prova ad attaccare Res, il fallo è di Thomas Res, primo fallo per Thomas Res. C'è primo cambio della partita per la panchina di Pesaro, entra il numero 13 Frosini, esce Robert Archibald. Un cambio strano anche perché Archibald aveva realizzato 3 canestri consecutivi, tant'è. Crespi cambia Archibald con Ale Frosini. Arik Babu scambia con Woodward. Woodward vuole l'1 contro 1 e va a realizzare il primo canestro della partita. Duane Woodward, 15-13. Primi 2 punti per il newyorkese Duane Woodward. Ancora palla rubata da Mutombo per Woodward. Quarto punto in fila di Woodward. Parità, punte a capo, 15-15. 4 Woodward, 4 Nica Bazze, 4 Mutombo. E 3 punti Sesai. Questo lo score fin qui della Sedima. Miglior realizzatore della gara fin qui Smith con 9, Archibald con 6. Fallo in attacco, ora fischiato a Alessandro Frosini. E palla recuperata dalla Sedima. 2 soli giocatori a segno, dicevamo, per la Scavolini. 9 punti Smith, 6 punti Robert Archibald, che è stato richiamato in panchina da Marco Crespi. Woodward effettua la rimessa per Mutombo, ma è Woodward a fare il playmaker, a fungere da costruttore di gioco di questa Sedima rabberciata. Nica Bazze osserva il piazzamento di difesa e compagni. Nica Bazze, serve ancora Woodward. Sono loro due i cervelli pensanti di questa squadra. Prova ad attaccare ancora la difesa Woodward, cerca di servire un compagno, trova Mutombo libero, arresto, tiro di Mutombo, corto, rimbalzo di Res e apertura per Scooney Penn.
3:39 al termine del primo quarto, parità 15-15 al BPA Palace tra Scavolini Pesaro e Sedima Roseto. Scunipen attacca Nica Bazze dal palleggio, va fino in fondo, primi 2 punti per Scunipen, 17 Scavolini, 15 Sedima. È pronto anche Lavor Postella ad entrare in campo per la Scavolini. Nica Bazze, ancora un 1 contro 1 con Smith, scarica fuori per Sisai, Sisai da 3 ci prova, lungo, a rimbalzo c'è il fallo di Mutombo ed è il terzo fallo per Patrick Mutombo, non una buona notizia. Cambio Scavolini, entra con il 18 Poster e il Gemini, cambio Rosetto, entra con il numero 6 Forti, Mutombo, terzo fallo per lui. Quarto fallo di squadra per la Sedima, che esaurisce dunque il bonus. Entrano Postella e Mottola nella Scavolini, escono Res e Milic, mentre Mutombo ha lasciato il campo a Mauro Morri, quindi 3 piccoli in campo, ma è l'unica soluzione a disposizione della Sedima e di Neven Stachia. Smith sbaglia, ma Postel fa questi numeri. 19-15, primi 2 punti per Lavor Postel, sono 2 punti di autore, tap-in schiacciato di prepotenza da parte di Lavor Postel. Morri, ora è Morri a portare avanti palla, Nica Bazze che gioca da 3, mentre Woodward gioca da guardia pura ora. Nica Bazze vuole un 1 contro 1, va al tiro, sbaglia, rimbalzo di Mottola, apertura per Scunipen. Vuole la transizione Penn, arresto, tiro contro Sisai, canestro di Penn, time out per Neven Spacchia. 21-15, quarto punto di Penn. Vado subito da Fabrizio Pavone che mi aiuta in sede di telecronaca. 6-0 di parziale, Roseto che sta tenendo bene, considerando che questa sera ha una rotazione ridotta da 9 giocatori come era contro Biella, perché c'erano Beghen e Abdurraouf, a 7 giocatori. Deve fare miracoli per stare in partita con una squadra che invece ha 11 giocatori veri più il giovane Lovatti. Sì, tra l'altro c'è già subito la tegola di Mutombo, 3 falli per lui, già praticamente quasi fuori dalla partita. Non ci sono molte soluzioni, ha sorpreso un po' la zona iniziale di Spacchia, ha sorpreso soprattutto la Scavolini. Adesso la Scavolini si è un po' aggiustata, è chiaro che cerca di spingere la transizione, anche perché con più cambi a disposizione può sicuramente sciorinare il gioco che più predilige. Roseto finora ha sfruttato bene anche lei un po' di aggressività in attacco e soprattutto le transizioni che le sono capitate. Adesso attaccare contro la difesa schierata sarà più dura, stiamo vedendo degli attacchi non di primissima qualità, l'ultimo di Nica Bazze con un tiro un po' avventuroso, non ha molte frecce al suo arco, deve cercare di resistere e stare in partita adesso, perché altrimenti si rischia il naufragio. Cercare di liberare di più i giocatori con maggior talento offensivo, parliamo di Woodward e Sisai, dovranno assumersi maggiori responsabilità di quanto hanno fatto finora. 2 tiri appena tentati da Sisai, 2 anche da Woodward, entrambi a segno, 4 punti Woodward ma 3 soli Sisai, giocatore che ovviamente deve segnare. Arik Babu intanto dalla media mette un canestro importante. 21-17 sono i primi punti per il tedescone Stefan Arik Babu. Tornata uomo ora Roseto. Charlie Smith, numero di Smith, però l'errore, il rimbalzo di Nica Bazze. Pallone per Morri, in angolo c'è Sisai, libero, non ha fretta il tiro, vuole giocare a ritmo più lento. Ora Sisai va al tiro e al canestro da 2. 21-19 per Sisai, quinto punto della partita. Roseto si riavvicina nuovamente a -2, 21-19 con un mini break di 4-0 in risposta al 6-0 di Pesaro. Lavor Postella in possesso di palla, c'è Morri su di lui, Penn cerca di attaccare Woodward, per me è inciampato Penn. Per gli arbitri invece c'è un fallo di Morri, ci sono 2 tiri liberi per Scunipen, primo fallo per Mauro Morri. Scunipen 4 punti all'attivo fin qui, restano da giocare 1 minuto e 22 secondi in questo primo quarto. 22-19 con il quinto punto di Penn, che è un altro tentativo dalla linea di tiro libero. 2 su 2, 23 Scavolini, 19 Sedima, 6 punti per Scunipen.
Woodward a portare avanti palla. Morri senza pensarci va il tiro da 3 punti corto, rimbalzo di Mottola, l'apertura per Scunipen. Su Smith ora c'è Woodward. Scunipen però fa tutto da solo, in velocità, va a realizzare il 25-19. Ottavo punto di Penn che si è scatenato in questa seconda parte del primo quarto. Woodward scarica per Ceesay, finta il tiro Ceesay, palleggia sul posto, poi lo prende da 2, sbaglia, rimbalzo Frosini, devia la palla nelle mani di Postella, ancora Penn a guidare la transizione, non c'è quella primaria, non c'è quella secondaria, allora attacco alla difesa schierata. Più 6 e palla in mano per la Scavolini. Mottola, il ricciolo di Charlie Smith, l'errore di Smith, vediamo di chi è il fallo. Arik Babu. Numero 12, Arik Babu. E il primo fallo. Primo fallo per Arik Babu in lunetta Charlie Smith. Charlie Smith 9 punti all'attivo, giocatore che tira con il 79,4% in campionato dalla lunetta. Va in doppia cifra con il primo, 26 Scavolini, 19 Sedima. Uno su 2, rimbalzo di Arik Babu. Morri, 20 secondi al termine del primo quarto, c'è discrepanza di 4 secondi scarsi tra il cronometro della partita e quello dei 24 secondi. Vediamo se Roseto cercherà di sfruttare tutti questi secondi. Woodward va in traffico, Woodward scarica per Morri, Morri va al tiro allo scadere dei 24, sbaglia, poi però si può giocare, non deve commettere fallo, lascialo schiacciare Postella. 28-19 allo scadere della fine del primo quarto. Lavor Postella segna il quarto punto personale e regala il massimo vantaggio alla Scavolini proprio in chiusura di primo quarto. 28-19. Andiamo con Fabrizio Pavone al riepilogo dei tabellini di questo primo quarto. Sì, per quanto riguarda la Scavolini sono 8 i punti di Penn, 10 di Charles Smith, miglior marcatore della gara fino a questo momento, 6 di Archibald e 4 di Postella. Per quanto riguarda la Sedima, 5 di Sesai, 2 di Babu, 4 di Woodward, 4 di Nigabazze e 4 di Mutombo. È difficile assolutamente ora tenere la scia della Scavolini, anche perché fin qui, a parte il canestro di Arik Babu, Roseto si è affidata solo al tiro da fuori, a qualche iniziativa 1 contro 1 che però Nigabazze per esempio contro Smith non ha più preso, invece potrebbe e dovrebbe attaccare di più Smith dal palleggio. Nigabazze dovrebbe cercare di costringere a lavorare tantissimo in difesa Smith, così come Woodward dovrebbe accettare il confronto con Penn. Penn lo fa egregiamente in attacco, seminando Woodward o nel suo caso adesso Morri, e invece dall'altra parte Woodward si limita solamente a qualche incursione, deve essere più continuo anche e soprattutto nel tiro e deve attaccare maggiormente Penn. Tra l'altro c'è anche Sisai che aveva messo la palla a terra finalmente andando fino in fondo nella prima occasione, adesso si limita un po' al suo gioco perimetrale, questa sera non se lo può permettere, deve attaccare il suo diretto avversario, deve cercare di portare acqua al suo mulino con ogni modo, con ogni tentativo. Si continua a giocare, Roseto deve cercare di fare questo e soprattutto deve evitare i capovolgimenti di fronte, tanti contropiedi e tanta la possibilità di giocare in campo aperto alla Scavolini che un invito a nozze. Tanto Woodward va al tiro e va al canestro da 3 punti, 28-22, settimo punto personale per Duane Woodward, prima tripla della partita per lui. Ricordiamo che ci sono 2 partite da giocare, Roseto può giocarsi 2 punti ma può giocarsi anche la migliore differenza canestri. All'andata ha vinto di 7 Roseto, 82-75. Stoppata di Sesai tutta la vita regolare. Sono a 1,5 metri dall'azione, credo di poter dire che era palla piena quello del Sesai. Andrea Loletta comunque hanno Mottola. Due tiri liberi per Mottola, ho avuto l'impressione netta che Sesai avesse preso palla piena in questa azione. Mottola a segno con il primo, è un gran tiratore di liberi, Mottola tira con l'85,9%.
2 su 2, 30-22. Primi 2 punti per Anno Mottola. Sisai si arresta, va al tiro dal centro dell'area, sbaglia però Sisai. Postel, palla recuperata da Morri e poi da Sisai. Ancora però un errore di Sisai, 2 errori in 2 azioni, sono palloni da capitalizzare questi. Sisai invece ne ha mangiati 2. Nell'ultima occasione aveva davanti Frosini, non certo un fulmine di guerra in quanto a passo, eppure Sisai si è fatto indurre in errore. Mottola serve sotto canestro Frosini che va a segno. 32-22, massimo vantaggio della gara, più 10 con i primi 2 punti di Alessandro Frosini. Ora Morri, Sisai, c'è anche Di Giulio Maria in campo al posto di Eric Babu. Nica Bazze, pallone sotto per Sisai, ancora una ingenuità di Sisai. Fortunatamente il pallone è stato toccato per ultimo da un giocatore della Scavolini. Ci sono appena 6 secondi per andare al tiro. Torna in campo Archibald, esce Frosini nella Scavolini. Scavolini che può attingere, lo fa Marco Crespi dalla panchina in quantità e in qualità, cosa che non può fare Neven Spacchia dall'altra parte. Scadono i 24 secondi prima del tiro di Giulio Maria. Otto minuti e 10 secondi al termine del secondo quarto, più 10, Scavolini Pesaro 32, Sedima Roseto 22. Penn scarica per Mottola, finta il tiro, serve Archibald, fallo di Giulio Maria. Primo fallo per Christian Di Giulio Maria. Eloquente anche il dato al rimbalzo del primo quarto, 10-4 la situazione dei rimbalzi, 8-2 i rimbalzi difensivi in favore della Scavolini. Torna in campo Mutombo, esce Nica Bazze nella Sedima. Nica Bazze che deve fare di più, ha purtroppo 2 rendimenti, un rendimento casalingo solitamente buono, purtroppo fuori casa non rende altrettanto bene Nica Bazze. Mottola, buon movimento di Mottola e canestro del più 12, 34-22. Per Anno Mottola il quarto punto personale, tutto in questo quarto. Nuovo 6-0 di parziale, complessivamente 13-2 a cavallo tra la fine del primo quarto e l'inizio di questo secondo quarto. Woodward a forzare da 3, errore, rimbalzo di Mottola, così si rischia di prendere un'imbarcata. Invece, ripetiamo ancora, ci sono 2 partite da giocare. Roseto può anche salvare o cercare di salvare la differenza canestri, in questo momento le sta perdendo entrambe le partite. Malaventura, pallone per Penn, ancora zona. Malaventura da 3, sbaglia, c'è fallo su Morri, il fallo di Mottola. Fallo numero 5 Mottola, primo fallo. Torna in possesso di palla la Sedima. Woodward ha ricevuto da Mutombo. Mutombo in campo con 3 falli, scatta il terzo minuto di gioco di questo secondo quarto, ne restano 7 da giocare. Woodward, contro Woodward c'è Malaventura. Sisai è completamente avulso dalla partita. Mottola, vedete, riesce ad anticiparlo quasi sistematicamente. Di Giulio Maria, palleggio laterale, arresto, tiro lunghissimo di Giulio Maria, rimbalzo di Archibald, pallone per Scooney Penn. 6 minuti e mezzo, 17 secondi per chiudere invece l'azione, più 12 Scavolini, 34-22. Mottola dentro per Archibald, ha capito tutto Morri, perfezione il recupero Sisai. Morri ancora, schema testa, quello chiamato da Mauro Morri. Cerca di servire un assist improbabile per Di Giulio Maria. L'ultimo tocco però è di un giocatore della Scavolini, quindi rimessa in zona di attacco per la Sedima. Time out
richiesto il tavolo, dice dalla Scavolini. Avrei giurato fosse un timeout di Spacchia, perché Roseto non ha in questo momento assolutamente idee in attacco, Fabrizio. No, in attacco, come stavamo dicendo, deve cercare quelle soluzioni che avevamo già ribadito, continua a latitare un po' il gioco di squadra, come hai detto tu, le punte, quelli che dovrebbero assumersi le responsabilità, Woodward e Sisai, stanno un po' nascondendosi, e quindi è difficile per Roseto trovare qualcosa di buono in attacco. In difesa va a corrente alternata, quando la Scavolini non spinge in transizione, contro la difesa schierata ha qualche problema, si sta difendendo quasi onestamente. Per il resto diciamo che la Scavolini dà la sensazione di controllare tranquillamente e abbondantemente la partita in questo momento. Anche perché ad ogni errore del Sedima al tiro il rimbalzo è puntualmente catturato dai giocatori della Scavolini. È ovvio, qui si potrebbe discutere finché ci pare sull'opportunità di cedere Beghen, ma quando si risparmiano dei soldi per una società che non naviga certo nell'oro come la Sedima, è chiaro che soprattutto se il minutaggio del giocatore era ridotto ormai ai 7-8 minuti come nell'ultimo periodo, ha fatto bene la società. E tra l'altro non era Beghen che stava cambiando le sorti del campionato in questo ultimo frangente. C'è fallo ora su Di Giulio Maria, andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Fallo, vediamo se è di Mottolo o di Archibald. Fallo di Archibald. Primo fallo per lui, 2 tiri liberi per Christian Di Giulio Maria. A 6 minuti e 07, a segno con il primo Di Giulio Maria, 34-23. Uno su 2, rimbalzo però di Mutombo. Woodward, 6 minuti esatti al termine del secondo quarto. Woodward cerca di liberarsi per un tiro, ma vedete quanta fatica deve fare. Ora Sisai pasticcia da solo, si sta marcando da solo Ansu Sisai. Si asciuga le mani, batte le mani, ma dovrebbe batterle a se stesso, deve darsi coraggio lui. Esce Malaventura, torna in campo Charlie Smith a 5,50. La Scavolini a più 11, Roseto non capitalizza nemmeno le poche opportunità che da Pesaro, tipo una disattenzione al rimbalzo o quant'altro. Da 2 il canestro di Penn, che sta assolutamente facendo il fenomeno, 36-23 per Scooney Penn. Ci sono 10 punti, va in doppia cifra. Raggiunge Charlie Smith, 2 in doppia cifra già per Pesaro. Woodward, pallone per Sisai. Ci sono partite che esagerano nel tiro da 3, stasera non tira mai da 3, ora va a prenderlo da 2, va a segno. 36-25 per Sisai, 7 punti personali. Penn, Postel, Penn, sempre la zona della Sedima, fallo di Giulio Maria, fallo fischiato da Tullio Di Fermo. Io pensavo che avesse smesso addirittura. Mamma mia, Cerebuk, Pozzana e Tullio, credo sia la peggiore terna che potesse capitare a una formazione che gioca fuori casa, in questo caso la Sedima ovviamente. Archibald, intanto adesso per me c'è fallo di Archibald, gli arbitri danno rimessa alla Scavolini. C'era Archibald che ha scambiato la palla con la testa di Mutombo, che è evidentemente nera, ma l'arbitro non se ne accorge. Ma Guerrino Cerebuk da Trieste. Penn, Mottola, palleggio, arresto, tiro corto al rimbalzo di Giulio Maria. Vabbè, diciamo che la partita la sospendiamo prima, no? Diciamo che vogliamo sospendere prima la partita perché Cerebuk ha fretta di tornare a Trieste probabilmente, quindi vuole far rimanere in 2-3 Roseto questa sera. Che fallo era questo? Quarto di squadra già. Siamo 10-4 totalmente nei falli fischiati. Smith, Mutombo conquista il rimbalzo, probabilmente era anche fallo di Mutombo su se stesso, gli arbitri non l'hanno visto sicuramente. Dietro la schiena per Di Giulio Maria, canestro buono, tiro libero aggiuntivo per Christian Di Giulio Maria. 36-27. Numero 5, cambio Scavolini, entra Re. E io non riesco purtroppo,
è un mio limite, ormai sono abbastanza vecchio, non riuscirò più a guarire da questo difetto. Non riesco a non parlare degli arbitri, ma Roseto non pretende di essere trattata meglio, la par condicio, niente di più. Io preferirei parlare di Cristian Giulio Maria, che sta veramente sbucciandosi tutto quello che si può sbucciare in questo finale di campionato e si sta guadagnando la pagnotta, come si suol dire. Ancora un'ottima azione per lui. È un'azione da 3 punti perché mette anche l'aggiuntivo, riporta Roseto a -8, Cristian Di Giulio Maria. Sottoscrivo in pieno quello che dice Fabrizio. Cristian Di Giulio Maria ci sta mettendo l'anima e il cuore, gettando davvero le stampelle oltre l'ostacolo, in una condizione fisica che purtroppo non è ottimale. Mutombo sul tiro sbagliato da 3 punti di Penn, grande partita anche di Patrick Mutombo. Ci prova da 3 Mutombo, Patrick Mutombo la mette, 36-31. Patrick Mutombo, sono 7 i punti di Mutombo. Continua Mutombo anche lui ad essere uno dei soldatini coraggiosi di Spagna. L'assist di Archibald Perres che va a realizzare il 38-31. Sono i primi 2 punti per Thomas Ress. Morri senza pensarci 2 volte, tripla di Morri, 38-34. Con il tiro pesante ora e con Di Giulio Maria, Roseto prova ad avvicinarsi. 11-2 di parziale ed è a -4 ora. Nel momento peggiore forse, con Nica Bazza in panchina, con Mutombo in campo con 3 falli. Charlie Smith, fallo in attacco, blocco irregolare di Archibald. Secondo fallo di Archibald, esce Postel, rientra Milic nella Scavolini Pesaro. Quarto di squadra ora anche per la Scavolini. Esaurisce il bonus anche la formazione di Marco Crespi, non lo aveva fatto nel primo quarto. 3 minuti e 13 all'intervallo. Di Giulio Maria per Morri. Cambia lato per Sisai, finta il tiro Sisai, può volere 1 contro 1 con Ress, viene stoppato, cade col pallone in mano, infrazione di passi. Grande assente Ansu Sisai, 7 punti realizzati ma anche 3 o 4 palloni persi. Pacchia farà bene a sedersi perché di tecnici quest'anno ne ha presi una valanga. Poi credo che sia l'unico allenatore in Italia, va detto anche a favore di Spagna questo, che non può parlare perché subito gli fanno il segno che gli danno tecnico, viene subito minacciato da questi signori grigi come le maglie. Milic, Charlie Smith, grigio non è una parola ma un aggettivo qualificativo, quindi non è una brutta parola. Smith, l'errore al rimbalzo, Roseto lotta con Di Giulio Maria, recupera con Morris, scatena il contropiede con Woodward, ma poi Mutombo però perde palla, ancora un'occasione che va a farsi friggere e Archibald schiaccia. Poi Archibald fa la scimmia arrampicandosi sul canestro. 40-34. Robert Archibald, 8 per lui. Fallo di Penn, primo fallo. Cambio Roseto, entra Nica Bazze. Torna Nica Bazze nella sedima, esce uno spento Sisai. Meglio giocare con 4 piccoli e Di Giulio Maria, lunetta Mauro Morri, che con un Sisai che sta facendo venire il nervoso un po' a tutti. Morri va a segno con il primo tiro libero, 40-35, quarto punto per Morri. Due su 2, 5 per Morri, 40-36, sempre più 4 Scavolini, palla nelle mani di Scully Penn. Milic, vuole 1 contro 1 Milic, ora attaccare Di Giulio Maria, sbaglia, rimbalzo che Mutombo dirotta nelle mani di Woodward. Woodward, assist per Di Giulio Maria, ancora un fallo della difesa di Pesaro, grande Di Giulio Maria, il terzo fallo di Archibald. Torna in campo Frosini ed ora time out Pesaro.
Terzo fallo anche per Archibald, una discreta notizia questa, 8 punti e una buona presenza a rimbalzo. Direi, Fabrizio, le cose migliori di questo Roseto, l'hai detto tu, il cuore di due comprimari, di Giulio Maria e Mutombo, e anche Morri ci metterei. Ottimo, aggiungiamo anche il riminese Mauro Morri, ha avuto un buon impatto, stanno vendendo cara la pelle adesso, sono rientrati in partita, ma mi piace sottolineare la grande partita adesso di Mutombo da quando è rientrato, che sta spazzolando e lottando come un leone sotto le planche, fa veramente più di quello che può, e soprattutto la lucidità di Mauro Morri e il grande cuore di Cristian Di Giulio Maria, che nonostante i problemi fisici e tutto quanto, tutto il resto, tutto quello che sappiamo, sta dando veramente un grande apporto. La squadra è cambiata come mentalità, ci piace questo tipo di approccio alla partita. Se deve essere sconfitta, che sia veramente una sconfitta più che dignitosa. La squadra adesso in scia deve tenere questo atteggiamento, mancano solo quasi 1,54 al termine per andare al tè, diciamo che può andare bene così. Metteremo la firma ovviamente su andare al tè in queste condizioni. Ora va Cristian Di Giulio Maria in lunetta per 2 tiri liberi. Assegno con il primo, 40-37. Due su 2, 40-38. 6 punti per Di Giulio Maria, 3 su 4 dalla lunetta per lui, anzi 4 su 5 dalla lunetta per Di Giulio Maria, era il suo tallone d'Achille, invece saranno una grande risposta. Charlie Smith, e lui vola. Ci sono persone che saltano, Charlie Smith vola, 42-38. Smith torna a segnare però dopo un'eternità, 12esimo per lui, primo canestro del secondo quarto di Giulio Maria. Morri, tentativo di anticipo di penna a vuoto, Nica Bazze, mette il pallone a terra Nica Bazze, cerca di appoggiarsi a vetro, non va, poi Mutombo conquista il rimbalzo, scarica per Di Giulio Maria, grande movimento, poi sbaglia Nica Bazze al rimbalzo, 42-40. Nica Bazze, ancora lui, per Misan Nica Bazze ci sono 6 punti personali. Frosini scambia con Penn, sfrutta il blocco ancora di Frosini con i Penn. Charlie Smith ora, Smith va al tiro da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Nica Bazze, calma a giocare al limite. Morri da 3, tripla di Morri a sorpassare, 42-43, 8 per Morri, 6 per Di Giulio Maria, 8 per Mutombo, anzi 7 per Mutombo, mamma mia. Penn sbaglia, tap-in di Frosini, 44-43, quarto punto per Frosini. Ultimi 10 secondi, 9, Woodward a congelare questo possesso, andare all'ultimo tiro. Si infila tra due giocatori Woodward, il fallo è di Malaventura. Primo fallo per lui, 4 secondi e 6 decimi al termine del quarto. In lunetta Dwayne Woodward, 44 Scavolini, 43 Sedima. Woodward in lunetta e cambio ora a Sedima, entra Sisai, uscito Mutombo, che come al solito prende la ramanzina da spacchia. Era per preservarlo dal fallo, per un fallo possibile in questi ultimi 4 secondi, ha fatto molto bene Spagna. Ovviamente. Woodward in lunetta per 2 tiri liberi. Sbaglia il primo Woodward. Ci sono 7 punti fin qui per Dwayne Woodward. Parità, 44-44, 8 per Woodward. Ancora quasi recupero di Woodward a 2 secondi e 98 dal termine di questo quarto. Milic si incarica della rimessa effettuata per Scuni Penn. Scuni Penn viene stoppato da metà campo e poi non riesce ad andare al tiro. Si va a riposo in perfetta parità. Scavolini pesano 44, Sedima Roseto 44. Vorrei la partita fosse finita ora, mi accontenterei anche di un pareggio. Riepilogo dei tabellini con Fabrizio Pavone.
Bene, per quanto riguarda la Scavolini, 10 di Penn, 4 di Mottola, 12 di Charles Smith, sempre miglior marcatore della gara fino a questo momento, 4 di Frosini, 2 di Ress e 8 di Archibald. Per quanto riguarda Roseto, 8 di Morris, 7 di Sisai, 6 di Giulio Maria, 8 di Woodward, 6 di Nica Bazze e 7 di Mutombo. Bene, risultato all'intervallo qui al BPA Palace di Pesaro, 44 pari tra Scavolini Pesaro e Sedima Roseto. Sisai e Woodward nella Scavolini Archibald. Squadra in campo per il terzo quarto qui al BPA Palace di Pesaro. Si riparte come se la gara cominciasse ora. 44 Scavolini Pesaro, 44 Sedima Roseto, con possesso palla che in questo terzo quarto per l'alternanza tocca alla Scavolini, che ha già effettuato la rimessa. E Marco Milic in possesso di palla. Ress, pallone per Scuni Penn. Ancora Marco Milic, sul quale c'è Misan Nica Bazze. Cambia lato per Penn, piedi a posto, Penn va al tiro da 3, lo sbaglia, rimbalzo offensivo di Archibald, pallone che carambola a terra, lo tocca con un piede un giocatore della Scavolini. Rimessa affidata alla Sedima Roseto. Ricordiamo anche agli arbitri che sono i signori Cerebuc, Pozzana e Tullio. Roseto ripartito in quintetto con Woodward, Nica Bazze e Morris, vale a dire 3 piccoli, e poi Sisai e Di Giulio Maria. Intanto ci portano anche Woodward, cambia per Di Giulio Maria, ancora Woodward, sul quale c'è Milic, fuori per Sisai, l'1 contro 1 di Sisai, canestro buono, tiro libero aggiuntivo. Ansu Sisai. Fallo è di Ress, secondo fallo. Abbiamo visto proprio vicino alla nostra postazione Sisai non svolgere il riscaldamento, e quando Fabio Di Tommaso gli ha chiesto qualcosa lui ha detto: devo ripassare il film della partita nella testa. Non era stato un granché nei primi 2 quarti. Sisai ha cominciato subito con un canestro e con un fallo subito, non ha convertito per il tiro libero aggiuntivo, ma ha riportato avanti Roseto in apertura di terzo quarto. 44-46 Roseto, che ha dovuto inseguire anche di 13 lunghezze sul 26-13. Milic, 6 secondi per andare al tiro. Milic, l'1 contro 1, scarica in angolo per il tiro di Ress corto. Di Giulio Maria riesce a deviare il pallone nelle mani di Misan Nica Bazze. Morri, 8:48 al termine del terzo quarto. Woodward, esce Sisai a prendere il pallone e poi Mauro Morri, passaggio consegnato per il Riminese. Di Giulio Maria, Woodward, Sisai va a sparare da 3, Ansu Sisai, 44-49, sono 12 punti di Ansu Sisai, più 5 Sedima, 44-49. Penn, Ress dentro per Archibald, Archibald da 3 falli, stoppato, passi, immenso di Giulio Maria, time out Marco Crespi. 2 annotazioni subito, Fabrizio, a parte che è uscita dagli spogliatoi in maniera concentrata la Sedima, questa non è un'annotazione. L'annotazione è di Giulio Maria, super ancora, e Sisai, lo abbiamo visto qui a 1 metro, voleva rivedere nella testa il film della partita, lo ha rivisto bene. Sì, quello che hai detto, sottolineato tu, era l'assistente Fabiolino Di Tommaso, che ci ha fatto segno con la testa che si stava concentrando, stava un po' rivedendo la sua gara trasparente fino a questo momento. 7 punti segnati ma nessuna presenza fattiva in campo. Ha iniziato subito col botto, speriamo che naturalmente abbia preso il suo ritmo, può essere una chiave di lettura della gara. Deve giocare in questo modo Sisai, mettere la palla a terra e attaccare Ress, che non ha piedi sufficientemente veloci per difendere su di lui. È chiaro che poi se Ress non lo segue, gli lascia quel metro al di fuori della linea da 3 punti, lui può essere devastante, quindi è sicuramente una buona arma nelle mani di Spaglia. Roseto mi piace molto l'atteggiamento, è entrata con gli occhi della tigre, come si può dire, non vuole lasciare niente di intentato in questa partita, deve continuare su questo piano. Più 5, palla in mano a Misan Nica Bazze ora, sul quale difende Charlie Smith. Di Giulio Maria, pallone per Woodward, gli viene deviato oltre la linea di centrocampo. Woodward recupera la posizione, poi cerca di attaccare subito dal palleggio, va a prendere la stoppata di Mottola, rimessa in zona di attacco con 6 secondi per andare al tiro a disposizione della Sedima. Se ne incarica Duane Woodward. Di Giulio Maria,
ancora Woodward, un palleggio laterale, va al tiro da 2, a segno Duane Woodward, 44-51, 44-51, 7-0 di parziale, a segno Duane Woodward, per Woodward 10 punti. È massimo vantaggio per la Sedima in questa partita. Charlie Smith, l'aiuto di Giulio Maria, ma Charlie Smith è fuori classe, che tira fuori il coniglio dal cilindro, 46-51. Fallo ora di Milic, tecnico a Milic, 14 punti per Smith. Fallo tecnico a Marco Milic, andrà in lunetta a Woodward e poi possesso palla per la Sedima. Woodward in lunetta. A segno con il primo Woodward. 46-52, 11 per Woodward. Per Woodward, 46-53, rimessa in favore della Sedima. Morri, penetra e scarica per Nica Bazze, da 3, Nica Bazze, cortissimo, rimbalzo di Giulio Maria, palla a 2, rimessa a Roseto. Tutto il cuore di Cristian Di Giulio Maria su questa palla vagante, non lesina assolutamente niente. Un trascinatore Cristian Di Giulio Maria, credo che anche oggi, così come contro Biella, la strada l'ha tracciata lui, trascinandosi dietro anche i compagni che solitamente ci mettono un po' di più. Morri, penetra e scarica per Sise, Nica Bazze da 3, ci prova, ancora sbagliato il tiro di Nica Bazze, peccato, 2 conclusioni di Nica Bazze da 3 punti, entrambe sbagliate. Penn, palleggio, arresto, tiro cortissimo, ultimo tocco di Mottola, anzi di Archibald, non cambia nella sostanza, la rimessa è affidata alla Sedima. Chiama cambio Crespi, entra Rannicco sul cubo dei cambi, Rannicco non utilizzato nei primi 2 quarti, in possesso di palla Nica Bazze. Di Giulio Maria, Woodward va a sbagliare da sotto, fallo di Di Giulio Maria. Terzo fallo per Di Giulio Maria. Entra Rannicco ora al posto di Scunipen. 6 minuti e 41 al termine del terzo quarto, 46 Scavolini, 53 Sedima. Milic, assegno Milic, 48-53, assegno Milic, i primi 2 punti della partita per lo sloveno Marco Milic, uno degli ex, l'altro è Rannicco, sono entrambi in campo ora. Nica Bazze cerca l'assist per Di Giulio Maria, recupera il pallone Smith, canestro buono di Archibald, tiro libero aggiuntivo, fallo di Woodward. Fallo di Woodward, ora il time out è della Sedima, secondo fallo di Duane Woodward e purtroppo bisogna annotare in avvio di questo terzo quarto tutto quello di buono che abbiamo detto. Fuori dal coro fin qui Nica Bazze, 2 errori da 3 punti ed ora questo tentativo di passaggio difficile per Di Giulio Maria che ha scatenato la transizione della Scavolini. Peccato, doveva mettere dentro almeno uno dei 2 tiri da 3 per tenere la distanza e invece ha fallito i 2 tentativi, ma doveva prenderli, erano 2 tiri da fare, purtroppo non sono andati dentro. Adesso è chiaro che la reazione, anche spinta dalla reazione del pubblico sul tecnico a Milic, che adesso ha praticamente buttato via il suo difensore, ma chiaramente l'arbitro non avrebbe fischiato normalmente quel fallo e quindi tutto ci sta.
Roseto deve comunque tenere duro e sempre con la testa in avanti, deve comunque continuare a giocare come aveva fatto nei primi minuti e non perdere la testa come ha fatto nelle ultime 2 occasioni. Bisogna stare con la testa soprattutto in campo, limitare i falli, che non è cosa facilissima. Adesso anche il fallo di Woodward che sta giocando benino in attacco, anche lui ha fallito da sotto una buonissima occasione in lay-up. C'è stato il fallo successivo di Giulio Maria. Sono 3 falli per Di Giulio Maria, 3 per Mutombo, quindi la situazione può essere alla lunga pesante. Però resta in campo Di Giulio Maria, non torna in campo Arik Babu. Archibald, tiro libero aggiuntivo, lo sbaglia, rimbalzo di Di Giulio Maria. 10 punti per Archibald, 50 Scavolini, 53 Sedima, 5,59 alla termine del terzo quarto. Morri, Woodward, la difesa dura di Milic. Woodward va al tiro da 3 forzando, corto, al rimbalzo Mottola alla meglio su Morri e non poteva essere altrimenti. Sta forzando troppo ora Woodward, bisogna tornare a coinvolgere Sisai, col quale stanno difendendo molto in anticipo i giocatori di Pesaro. Milic scarica per Mottola da 3, completamente sbagliato, rimbalzo di Nika Batze. Sisai, l'1 contro 1, arresto, tiro, Ansu, Sisai, 50-55. Gran terzo quarto di Sisai che va innescato con più continuità. Bisognerebbe dirlo a Woodward che qualche volta cannibalizza i possessi. Milic, Smith, chiedo scusa Smith, l'errore di Smith, poi Archibald va a ribadire 52-55, 12 per Archibald. (4:47) Sisai, ancora Sisai a sparare da 3, Sisai 52-58. Che terzo quarto di Sisai, è arrivato a 17 punti. Ansu Sisai riporta avanti la Sedima di 6, 58-52. Milic, vuole l'1 contro 1 Milic, fallo di Nika Batze. Primo fallo per Nika Batze. 10 punti in 5 minuti e mezzo per Ansu Sisai. Arik Babu è tornato in campo per un immenso Di Giulio Maria nella Sedima. Charlie Smith, canestro buono, tiro libero aggiuntivo. Fallo di Arik Babu che subito ha fatto un'ingenuità. Aggiuntivo per Charlie Smith. Esaurisce il bonus Roseto con questo fallo. Tiro libero aggiuntivo per Smith. Assegno con l'aggiuntivo Smith. 55 Scavolini, 58 Sedima. Per Charlie Smith 17 punti. Morri, Sisai, ancora ad attaccare Sisai, 55-61. Mamma mia Sisai, 20 punti, 13 in questo quarto, terza tripla e Mottola questa volta ce l'aveva nelle gengive, mi stava facendo pulizia dentale Mottola. Eccolo Mottola, 1 contro 1. Assegno anche Mottola, 57-61. Partita senza esclusione di colpi ora. Woodward da 2, dicono gli arbitri, il suo tiro che comunque va corto, l'ultimo tocco di Arik Babu. Cambio Sedima, torna in campo Mutombo che ha 3 falli, così come Di Giulio Maria. Esce Morri a rifiatare Morri, bravo anche Mauro Morri, finalmente con la faccia cattiva, concentrata nella partita. Rannicco, 3,28 al termine del quarto, Roseto è avanti di 4 punti, 61-57, perde palla, in attacco la Scavolini. Più che altro la riguadagna subito Mutombo che è eccezionale in difesa. Volevo sottolineare che Sisai ha lasciato il fratello scemo nello spogliatoio e finalmente è tornato quel gran campione che è. Nika Batze, Mutombo che ha braccia lunghe, una piovra. Arik Babu
Nika Batze, passaggio schiacciato a terra per Arik Babu. Sono passaggi difficili, Nika Batze li fa sempre, però sono difficili. Anche perché alla Scavolini viene concesso qualcosa di più in difesa, mettono le mani addosso, spesso e volentieri gli arbitri non fischiano. Woodward, 7 secondi per andare al tiro. Woodward, c'era Nicco addosso, va al tiro forzando Duane Woodward, 57-64, triplissima di Woodward, 15 per lui, 15 per Woodward, più 7 Sedima. Palla rubata da Nika Batze, c'erano quasi gli estremi per l'antisportivo. Nika Batze allunga il passo, time out Crespi, mamma mia, Nika Batze che passo da triplista, credo che abbia realizzato il palleggio prima della linea da 3 punti. Sì, è una cosa pazzesca, prodigio atletico di Nika, ma grande intensità mentale di Roseto. Si è inceppato qualcosa nella Scavolini che è molto Smith dipendente. Mottola ha trovato soli 6 punti in questa gara, sta soffrendo emotivamente il confronto con Sisai che lo sta ridicolizzando a 6 metri dal canestro, e soprattutto Roseto riesce e continua a giocare bene la sua partita in difesa, cercando di limitare i falli, sta centellinando i suoi spacchi con un impiego intelligente. Adesso un grandissimo Mauro Morri, un grandissimo Di Giulia Maria, ma per fare questo tipo di risultato a Pesaro fino a questo momento, ricordiamo 6-6, 5-7 il vantaggio di Roseto, bisogna che la squadra con soli 7 effettivi disponibili deve giocare per forza, deve ritrovare il meglio di se stessa. Speriamo che continui così. Ognuno deve giocare per due, non solo per se stesso ma anche per chi non c'è, e siccome chi non c'è si chiama Mahmoud Abdul Rauf, è chiaro che l'impegno di tutti deve essere almeno del 150%, e fin qui così, e tutti a turno hanno prodotto qualcosa di molto importante fin qui. Roseto è a più 9, 66-57, a 2-38 dalla fine del terzo quarto. Rannicco, pallone per Milic, Smith sul quale corre Mutombo ora che ha 3 falli, deve fare molta attenzione. Smith, Arik Babu va in aiuto, guardate, 6 secondi per andare al tiro, Smith è costretto a tirare da 8 metri, poi però lui è Charlie Smith, lo può fare, 60-66. La Scavolini è per 3 quarti questo signore qui, Charlie Smith, 20 per lui. Per il resto a turno Archibald e gli altri, ma poco dagli altri, fatta eccezione forse per Archibald. Woodward prende posizione, chiede palla e riceve Arik Babu. Vuole l'1 contro 1 Arik Babu, a segno Arik Babu, 60-68. Appena 2 canestri per Arik Babu, ma quanto è importante questo Dio solo lo sa. Quarto punto per Stefan Arik Babu, più 8 ancora Roseto, 68-60. Milic vuole l'1 contro 1, Milic, fallo speso da Arik Babu ancora se non sbaglio. Dovrebbe essere il terzo fallo di Arik Babu, manda in lunetta Marco Milic. Rientra Skunipen per Rannicco, entra anche Frosini ed esce Archibald. Terzo fallo, come avevamo visto bene, per Stefan Arik Babu. In lunetta Marco Milic, che in stagione tira con il 56,4% dalla lunetta. Mette il primo con l'aiuto del Nostra Signora dei Canestri. 61-68. Terzo punto per Milic, tutti in questo quarto. Diventano 4 i punti di Milic, 6-2-6-8. Più 6 Sedima, 1 minuto e 34 secondi al termine del terzo quarto. Woodward, Arik Babu, ancora Woodward. Appena vede un varco per l'1 contro 1, Woodward ci si infila, però questa volta sbaglia sia il tipo di scelta sia poi il canestro. Dall'altra parte Milic fa il suo canestro, 64-68, sesto punto di Milic, ma l'errore è tutto dalla parte di Woodward. 1 minuto e 10 al termine del terzo quarto. Roseto non deve assolutamente perdere la dimensione di quello che sta facendo. Passi di Arik Babu. Se non ci sono falli, almeno 2 falli in questa azione, non veniamo più a vedere le partite, perché non stanno praticamente fischiando da questa parte, una cosa che non va molto bene. Assolutamente no. Skunipen in possesso di palla. Certo è che bisogna innescare con più continuità Sisai, visto che è l'uomo più ispirato. Smith, canestro buono, tiro libero aggiuntivo. Ci sono 2 metri di giudizio, questo è poco ma è sicuro. Il fallo di Nika Batze. Da una parte fischiano i sospiri, dall'altro non fischiano nemmeno le amputazioni. Smith, tiro libero aggiuntivo.
67-68, torna lì ora Pesaro con il 23esimo punto di Smith, parziale di 7-0. Nica Batze, Woodward, perde palla Woodward, ancora con Smith che poi sbaglia sulla posizione di Nica Batze, poi fallo in attacco di Charlie Smith. 36 secondi all'intervallo. Si è speso alla grande Nica Batze, che però purtroppo esce dolorante alla schiena. Riacutizzarsi del dolore alla schiena di Misan Nica Batze, costretto a lasciare il campo a Morri. Torna anche Mutombo ed esce Woodward, no, Di Giulio Maria ed esce Woodward. 35 secondi. Roseto rafforza la batteria dei lunghi, cambia completamente quintetto perché gioca con Sisa ed è esterno ora. Morri playmaker, Mutombo guardia. Pensate Mutombo che si ritrova in un'azione 4 in un'azione guardia, scala 2 ruoli. Morri 67-70, 10 punti per Morri. Che partita anche Mauro, più 3 Roseto. 10 secondi al termine del terzo quarto. Charlie Smith, Scully Penn, Milic, Charlie Smith ancora, va al tiro da 3, la mette Smith. 70 pari, 70 pari, tripla di Smith. 26 punti sono di Charlie Smith, però la Scavolini è un solo giocatore. Charlie Smith, 26 punti. Sì, il pubblico applaude, ma ha negli occhi un po' il terrore di giocarsi questa partita fino all'ultimo canestro. Roseto contro tutto e contro tutti continua a giocare il suo basket e sta rivoluzionando i quintetti di continuo, lo dicevi tu. C'è stato un abbassamento, anzi un innalzamento del quintetto improvviso, con Mutombo che da 4 diventa 2 o 3, quindi deve adeguarsi la Scavolini, che ha ritrovato un grandissimo Smith. 26 punti fino a questo momento, che è in grado di segnare come e quando vuole. Chiaramente da quest'altra parte Roseto non può far altro che cercare di giocare in penetrazione, come fa molto bene Morri, che ha trovato degli ottimi canestri, e deve continuare a cercare Ansu Sisai, che naturalmente stanno tentando di oscurare. Ci ha provato prima Mottola, non ci è riuscito, adesso ci sta provando Milic con qualche risultato migliore, ma sta mettendo nettamente le mani addosso, e gli arbitri purtroppo da questa parte fischiano un po' meno. Sentite l'entusiasmo del pubblico che cerca di trascinare la squadra. Milic lo ha invocato a gran voce, ma Roseto non ha paura e deve continuare su questo piano. Lo dicevamo prima, Giorgio, se sconfitta deve essere, ma sconfitta che deve far avere il cuore in gola ai tifosi pesaresi fino all'ultima palla. 70 pari, non si schiode il risultato di parità, così era finito il secondo quarto, 44 pari e a 10 minuti dalla fine. Ancora tutto è punto e a capo qui alle BPA Palace. 70 Scavolini, 70 Sedima. Penn, Scully Penn ora si accoppia con Morri, vuole la penetrazione, Penn sbaglia, poi Milic cerca di schiacciare a canestro ma non ci riesce. Ancora Scully Penn in possesso di palla, Milic sul quale c'è Morri, scarica fuori per Mottola, ha capito tutto Woodward che serve Sisai, a segno Ansu Sisai. 70-72 e sono 22 i punti di Ansu Sisai. 15 punti dopo l'intervallo per Ansu Sisai. 9 minuti 10 secondi al termine della gara. Roseto è ancora avanti, più 2, 72-70. Milic, Smith, passi di Smith, e se n'è andato il primo minuto di questo ultimo quarto. Più 2 palle in mano per la Sedima. A segno ancora Mauro Morri. 70-74, 12 per Morri, ma che partita sta giocando Mauro Morri. Poi ci prova ancora da 3 punti Charlie Smith, praticamente immarcabile, ora tirato da 8 metri almeno. 29 per Charlie Smith. Woodward da sotto va a realizzare. 73-76.
Dwayne Woodward. La gente qui ce l'ha da morire con Spoony Penn. Urlano toglilo, toglilo. Mottola. Quarto fallo di Mutombo. Quarto fallo di Mutombo. 6 su 9 da 3 per Charlie Smith. Mostruoso, ma il Ragno ci ha abituato a queste performance. Un giocatore, hai detto tu, tanta NBA in campo all'inizio. Giù il cappello a un signor giocatore come Charlie Smith, che ha avuto anche dei problemi fisici, ma ha dimostrato anche in Eurolega che passa di giocatore è. Però grande giocatore. Mottola. Charlie Smith. C'è Nica Bazzi ora su Smith. Arresto, il tiro dall'angolo di Smith. Ancora a segno Smith. 75 a 76. 31 per Charlie Smith. Woodward. Sisai fa saltare Mottola. Sisai sbaglia, l'ultimo tocco è di Frosini. L'ultimo tocco è nettamente di Frosini, che è stato l'unico giocatore che ha invece cercato di indurre in errore gli arbitri. Mottola esce e la gente tira un sospiro di sollievo. Entra Malaventura. Woodward, 7 minuti e 35 al termine della gara, più 1 Roseto, 76 a 75. Woodward finta il tiro, poi lo prende Sisai da 3 di tabella. Ansu Sisai, 75 a 79. Ansu Sisai, ancora lui, 25 per Ansu Sisai, 18 punti dopo l'intervallo. Penn. Malaventura liberissimo per il tiro da 3, corto, rimbalzo di Milic, fallo in attacco di Milic. Mamma mia Sisai, terzo fallo per Marco Milic. Mamma mia Ansu Sisai. 25 punti, capisco perché ha detto a Fabio Di Tommaso lasciami un attimo in pace all'intervallo. Mamma mia, Morri per Sisai. Nica Bazze, sul quale c'è Malaventura. Woodward, sul quale invece c'è Charlie Smith. Passa tra due giocatori, poi la stoppata di Milic per Arik Babu. La stoppata di Sisai e invece è roba da schiacciatore di volley. Roba da Gianni quello che ha fatto. Ora fallo di Frosini su Arik Babu. Fallo di Frosini su Arik Babu. 2 tiri liberi per Arik Babu a 6 e 27. In lunetta a Sefen Arik Babu. A segno con il primo Arik Babu, 75 a 80, quinto punto personale per Arik Babu. Tira con il 73,5% in campionato Arik Babu, 1 su 2 purtroppo. 75-85 punti per Arik Babu. Penn, 6 minuti e 20 al termine della gara. Malaventura. Milic. Cerca di attaccare Sisai, Milic sbaglia, poi però il tap-in di Frosini. 77 a 80. Ale Frosini, sesto punto per lui. Più 3 Roseto a 6 minuti dalla fine della partita. Morri. Riesce a servire Arik Babu. Arik Babu dalla spazzatura questo pallone. 77 a 82. 7 per Arik Babu. Allora è raccolto davvero dal secchio della spazzatura. Si alza Archibald. Il pubblico sta di fatto suggerendo tutti i cambi a Marco Crespi. Prima il cambio di Mottola, ora gli hanno urlato Archibald tutti quanti. Crespi ha fatto alzare Archibald. Penn, Smith, finta il tiro, scivola Nica Bazze e Smith senza avversario.
va a realizzare. 80-82. Cambio Scavolini. Smith 34 punti, 34 punti, 7 su 10 da 3. Io non so oggi a che punto sarebbe la partita nel punteggio senza Charlie Smith. 34 punti, 80-82, punteggio altissimo perché ci sono ancora 5 minuti e 20 secondi da giocare. Roseto ha ancora 2 punti di vantaggio. 82-80. Woodward cerca di far arrivare il pallone ad Arik Babu, il tocco di Archibald che però si lamenta, ha un problema, vediamo dove, agli adduttori, al polpaccio o alla caviglia, comunque problemi ad una gamba. Lungo di Nika Batze, la rimessa per Woodward, vuole il blocco di Sisay, Woodward poi lo manda via, prende posizione Sisay, si arresta, va al tiro dall'angolo, sbaglia, Arik Babu lotta al rimbalzo, poi fallo di Morri su Smith. Al numero 6 Morri. Time out Roseto. Time out Neven Spacchia. 4:55. Secondo fallo di Morri. Secondo fallo di Morri, secondo di squadra per la Sedima, così come 2 di squadra sono i falli della Scavolini, pesano 4:55. Fabrizio, per intensità questa è una squadra da promuovere tutta la vita perché ci sta mettendo non l'anima, non il cuore, anche quello che in questo momento non ha, vale a dire chi non c'è per esempio. Sì, sicuramente avremmo firmato per arrivare fin qui in queste condizioni. Sta facendo la squadra tutta degli straordinari incredibili e la fatica potrebbe essere anche determinante in questo finale, ma finora giù il cappello per tutti i protagonisti. Ha saputo tirare fuori le unghie nei momenti importanti contro un signor giocatore come Charlie Smith che sta reggendo l'impatto della gara totalmente da solo. E hai detto bene tu, non sappiamo il punteggio come potrebbe essere se Smith non era della partita o comunque le sue percentuali non fossero state come queste. Sicuramente Roseto sta dando veramente tutto e sta tenendo alto il suo morale, si sta aiutando in questo finale, sta cercando di trovare le residue energie per portare a casa una vittoria fondamentale in questo scontro diretto per l'accesso nei playoff. Malaventura, pallone per Smith, 34 punti, già 8 in questo quarto per Smith. Eccolo il possesso di palla ancora, rimessa a zona se non sbaglio Roseto, comunque Mecià, sì, zona. Malaventura al tiro da 3, sbaglia, rimbalzo di Di Giulio Maria, poi Nika Batze e poi Woodward. Nika Batze, pallone per Sisay, fallo su Sisay di Milic del quarto. Quarto fallo Milic. Ci saranno 2 tiri liberi per Ansu Sisay. 25 per Sisay fin qui. Tira con il 72,2%, 72,1%. Sbaglia però il primo. 0 su 2 Sisay, porca miseria. 80-82. Fermo a 25 Sisay. Malaventura. Milic, Smith. 4:10 al termine della gara. Ancora Charlie Smith. Roseto flotta molto in questa zona su Smith ovviamente. Milic scarica per Malaventura, ancora da 3, Malaventura questa volta la mette. 83-82, tripla di Malaventura. Tripla di Malaventura, sono i primi punti della sua partita. Dopo 3 tentativi sbagliati, Malaventura ha messo la tripla del sorpasso. 83 Scavolini, 82 Sedima. 3:45 al termine della gara. Che partita! Sisay, Morri. Sisay ancora. Fallo di Smith su Nika Batze. Terzo fallo per Charlie Smith. È il quarto di squadra della Scavolini. Esaurisce il bonus la Scavolini. Ed è il quarto di squadra.
Rimessa in zona di attacco, ancora 24 secondi per costruire questa azione, 3:35 alla fine della gara. Di Giulio Maria, Morri, Woodward, arresto, tiro di Woodward, assegno da 2 in Woodward, 8-3, 8-4, 2 in Woodward, 19 per lui. Anche Woodward giù il cappello, gran partita. In qualche caso ha cannibalizzato i possessi come gli capita, soprattutto quando in campo non c'è Rauf. Palla persa ora sull'asse Smith Archibald, è recuperata dalla Sedima. 3 minuti 4 secondi al termine della gara. 83 Scavolini Pesaro, 84 Sedima Roseto. Partita appassionante. Morri manda via Sisai, Nica Bazze, palla recuperata da Smith, poi batte sulla linea la palla e viene concessa nuovamente alla Sedima. 8 secondi però per andare al tiro, 8 secondi. Eccolo Woodward, si arresta, va al tiro da 3, Woodward la mette ancora, 83-87, 2 in Woodward, 22 per lui, quando serve la mette sempre. Questi sono huevos, come dicono in Spagna, libera traduzione, non la faccio perché è fascia protetta questa. Dall'angolo Malaventura sbaglia, rimbalzo di Nica Bazze, finisce a terra, non c'è fallo di Archibald. Non c'è fallo di Archibald, time out Scavolini, 2 minuti 17 secondi, 83 Scavolini Pesaro, 87 Sedima Roseto, che è canestro Woodward, giocatore da palloni decisivi tutta la vita, 2 in Woodward. Pensa con un altro carattere Woodward, ma forse non sarebbe Woodward. Probabilmente no, ma tutta l'incoscienza che serve nei momenti determinanti. Woodward, se hai da buttare dentro un pallone nei momenti che scottano, dai la palla a Dwayne Woodward, non c'è difficoltà alcuna. Ancora un grandissimo approccio di Roseto, ancora la testa avanti, 4 punti e adesso anche una palla che era super recuperata da Nica Bazze, che è stato impacchettato, mancava solo il fiocco, è stato buttato fuori dal campo. Naturalmente la rimessa, indovinate di chi è? Comunque, detto questo, Roseto deve subire anche questo per poter vincere una gara in questo campo e naturalmente, dicevamo, la posta in palio è importantissima. Roseto deve continuare a crederci in questa vittoria. 2:17 da giocare, più 4, si torna a soffrire. Assolutamente sì, 2 minuti e 17 secondi al termine della gara. Andrea Lunetta, Robert Archibald, no, è rimessa, non c'è bonus, chiedo scusa. Appena 2 falli di squadra della Sedima. Rimessa effettuata, Marco Milic, anche perché non era fallo, giustamente la rimessa era da effettuare, ero in bambola io. Non sono Woodward nei finali di partita. Smith, pallone per Milic, scarica per Malaventura, da questi Ascoli Penn, 10 secondi per andare al tiro. Penn, fallo in attacco, si arrabbia con Malaventura, Milic, tira. Il fallo è di Milic, quinto fallo di Milic. Quinto fallo per Marco Milic. Si è arrabbiato tantissimo con Malaventura Milic, ti ha detto tira giustamente in angolo e tira 0 da 3 punti, sei solo. Ha ragione Marco Milic, che magari gli si può contestare tutto, tranne che non sia un giocatore che capisce di pallacanestro. Da notare anche la scomparsa di Penn in attacco negli ultimi quarti, quando la partita conta Penn è scomparso. Nica Bazze non riceve Woodward, sul quale c'è l'anticipo feroce di Charlie Smith. Di Giulio Maria, la penetrazione di Giulio Maria, al segno di Giulio Maria, 83-89. Gran canestro di Christian Di Giulio Maria e poi Ascoli Penn si inventa ancora qualcosa di pazzesco. Grandissima partita di Ascoli Penn. Terzo fallo per Morri, canestro buono, tiro libero aggiuntivo per Ascoli Penn, non Charlie Smith. Esatto, io dovrei stare zitto perché la prossima volta starò zittissimo. 86-89. Penn 13. Woodward, 1 minuto e 25 secondi. Woodward
86-91, 24 punti Woodward, 24 punti, 7 nell'ultimo minuto di partita. 1 minuto e 20, 91-86, più 5. Penn da 3 ci prova, Mattone il suo, fallo di Giulio Maria del quarto se non sbaglio. Quarto fallo per Christian Di Giulio Maria, rimessa in zona di attacco per la Scavolini a 1-14, quarto di squadra anche per la Sedima, esaurisce il bonus anche la formazione di Neven Spacchia. Dunque Mottola dentro per Archibald, la stoppata di Giulio Maria è qualcosa da cineteca, dà il 5 anche al padre eterno di Giulio Maria, ma lui è il vero padrone dell'area pitturata. Che stoppata Christian Di Giulio Maria, stoppata ai danni di Archibald da 1 minuto e 8 secondi, di importanza capitale l'azione. Morri, Sesai, perde palla Sesai, in un imbuto si è andato a mettere. Penn, tentativo di stoppata fallosa di Giulio Maria, il suo quinto fallo, peccato, la partita perde un immenso protagonista. Che stoppata DJ, che ingenuità si sa, invece che regala adesso 2 tiri liberi quando poteva essere una palla di importanza capitale, e adesso invece regala la lunetta alla Scavolini. Peccato per Sisai che si è un po' avulso dal gioco ultimamente, adesso doveva tirar su un fallo. Torna Postelli in campo, l'avevo dimenticato io così come l'aveva dimenticato Crespi. Penn in lunetta, assegno con il primo, 14 per Scuni Penn. 87-91, 88-91. È tornato in campo Patrick Mutombo per Di Giulio Maria. Woodward, Morri, Woodward, 40 secondi. Woodward vuole la penetrazione, non buono il canestro di Woodward che aveva ancora una volta lasciato sul posto il suo avversario. Charlie Smith se non sbaglio, così è. Quarto fallo per Smith. 2 tiri liberi per Woodward. Sì, 2 tiri liberi per Woodward. A 35 secondi dalla fine. Mamma mia, sbaglia ancora Woodward. Che sofferenza, porca miseria. 88-91. Con un tiro libero mette almeno 2 possessi tra la Scavolini e la Sedima. Mamma, 1 su 2. 25 Woodward, 88-92. 2 possessi tra la Scavolini e la Sedima. Penn da casa sua sbaglia Nica Bazze, e poi fallo su Nica Bazze di Smith del quinto fallo. Aspetta Enzo, Rannicco in campo al posto di Smith. A 24 secondi dalla fine va in lunetta Nica Bazze, ma non è finita la partita signori, Mannaggia. Io vorrei fosse finita Fabrizio, ma non lo è. Ancora lunghissima Giorgio, ma speriamo che Nica converta questa azione in 2 punti e poi c'è da sperare. Non è finita comunque. Intanto sbaglia Nica. Sbaglia Nica Bazze. 8 punti per lui. 88-92. 88-93. 9 per Nica Bazze. Mottola ci prova da 3, Mottola sbagliatissimo, rimbalzo di Nica Bazze che non tiene però il pallone. 17 secondi alla fine, non passa mai il tempo. Più 5 per la Sedima. Penn va al tiro da 3, Penn sbaglia anche lui. Woodward, fallo su Woodward di Rannicco. 9 secondi alla fine,
9 secondi alla fine, attenzione, attenzione, 9 secondi alla fine, Woodward in lunetta per 2 tiri liberi, 25 Woodward fin qui, 9 secondi al termine, a segno con il primo, 88-94. C'è il pubblico un po' pessimista che sta abbandonando, Giorgio. Altro tiro libero per Woodward, 27 per Dwayne Woodward, 2 su 2, 88-95. Sconi Penn, 7 secondi, Mottola da 9 metri, sbaglia, al rimbalzo Sisai, alla meglio, dirotta il pallone nelle mani di Woodward, finisce qui la gara, finisce qui la gara, finisce qui la partita. Roseto sbanca il BPA Palace di Pesaro per il secondo anno consecutivo, 95-88. Mamma mia che vittoria, mamma mia quanto è importante. L'anno scorso ti ho invidiato, Giorgio, quest'anno ci sono anch'io, sono contentissimo di questa gara, 95-88, finisce benissimo questa cosa, questa gara, e soprattutto, Giorgio, un passo avanti verso questi benedetti playoff che adesso cominciano un po' ad avere il sapore non di una certezza, ma ci mettiamo veramente bene. Vado io al riepilogo finale di questa partita. La Sedima Roseto vince al BPA Palace di Pesaro senza Abdul Rauf e senza Beghen, che era stato ceduto allo Charleroi. Vittoria del cuore della formazione di Neven Spacchia, che può schierare solo 7 giocatori, ma sono proprio i comprimari a fare la differenza. Grandissimi Mutombo, Morri e Di Giulio Maria, anche se gli eroi della partita nel secondo tempo sono stati Sisai con un secondo tempo stratosferico e Woodward, che ha messo tutti i punti importanti nella finale di partita. 95-88 è finita per la Sedima, che con questa vittoria sale a quota 30, si piazza, anzi mette tutti e due i piedi e lì cementa l'8° posto della classifica, quanto mancano 2 giornate ancora da giocare. La Scavolini ha dato l'impressione di vincere, soprattutto nel primo quarto, quando grazie a un immarcabile Charlie Smith è andata subito avanti di 9 lunghezze sul 28-19, poi si è stata al massimo vantaggio al quinto del secondo quarto, più 13, 36-23. Di lì in avanti però l'ingresso in campo di Di Giulio Maria e, come detto, un grandissimo Mutombo cominciavano a cambiare l'inerzia della gara. Parziale di 8-21 per la Sedima, che raggiungeva il vantaggio sul 42-43 e andava al riposo in parità sul 44-44. Nel terzo quarto la partita continuava a mantenersi in equilibrio, anche se Roseto trovava un vantaggio anche di 9 punti sul 57-66. Sembrava poter andare via comoda la formazione di Spacchia, invece Smith, immensa la sua partita, 34 punti alla fine, ricuciva praticamente da solo con la collaborazione di Milic lo strappo per il 70 pari del 30°. Nell'ultimo quarto, ancora appassionante, Roseto partiva subito forte, 74-70 dopo 2 minuti, con un grande Morri e con un grande Sisai. Più 5 a 6 minuti dalla fine, 75-80, ma rientrava ancora Pesaro. Indovinate con chi? Con Charlie Smith, a meno 2, 80-82, andava addirittura al sorpasso a 3 minuti dalla fine con Malaventura, 83-82, ma Roseto non solo non perdeva la testa, ma trovava canestri d'oro, anzi di platino, dal suo uomo più freddo, vale a dire Dwayne Woodward, che firmava 5 punti di seguito, 10 addirittura negli ultimi 3 minuti di partita, si riportava avanti 83-89 con un parziale di 7-0 e controllava nel finale, andando a chiudere per 95-88 al BPA Palace di Pesaro.